Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, siamo in diretta come sempre, oggi tanta la cronaca, tanti collegamenti, ma ovviamente anche la politica in primo piano con i ballottaggi, con i verdetti che ci saranno questa sera e proprio alle 13:30, subito dopo questa nostra prima edizione ci sarà l'edizione straordinaria per raccontarvi che cosa sta accadendo e quali saranno i nuovi sindaci dei comuni che sono andati al ballottaggio con i nostri inviati che sono già sui luoghi dove c'è stato il ballottaggio da Vittorio Veneto a Portogruaro e poi insomma in tutte le altre gli altri comuni del Padovano, Vicentino e Veneziano. Ma come detto anche la cronaca in primo piano perché purtroppo si è verificata una tragedia nel Padovano ed esattamente a Ponte San Nicolò dove è annegata nella tarda serata di ieri una bambina di 3 anni. La piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori e sarebbe caduta nel canale in località Roncagliette, rianimata a lungo sul posto dai sanitari del 118. La piccola è morta al suo arrivo in ospedale. Ovviamente dettagli di questa terribile tragedia nel corso di questa edizione con i colleghi che si sono precipitati sul posto per raccontarvi che cos'è accaduto ieri in tarda serata. Ed ora invece torniamo a parlare della tragedia, un'altra tragedia, quella del Natisone, dove il corpo, lo sapete, di Christian Molnar è stato trovato ieri nel fiume nei pressi del Greto dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto lui e le altre 2 amiche, Patrizia e Bianca. Il suo ritrovamento è avvenuto davvero a poca distanza da quello delle ragazze. Sentiamo i particolari del servizio che abbiamo girato ieri. Alle 13:40 il ritrovamento di un corpo all'interno del letto del fiume Natisone all'altezza di Paderno. Pochi minuti e si è capito subito che poteva trattarsi di quello di Christian Molnar, il ragazzo di 25 anni, rumeno, inghiottito insieme a Bianca e Patrizia in quel tragico 31 maggio dalle acque ingrossate dalla piena del fiume Natisone. Chiaramente appena ricevuta questa tragica notizia, come potete sentire, le campane di Premariacco suonano a morto. Alle 15:30 il corpo è stato recuperato con il vericello dell'elicottero Drago e trasferito al vicino campo sportivo di Orsaria. Da qui è stato caricato e trasferito a Udine, dove verrà effettuato il riconoscimento da parte del fratello. Le parole del sindaco Michele De Sabata. L'acqua oggi si è abbassata, era la terza volta che passavano su quel tipo di roccia e oggi con l'acqua un po' più bassa è affiorato un qualche cosa ed è stato il momento giusto. Sotto un sasso era all'interno di una galleria coperto anche da legname, si vedeva qualche cosa sott'acqua e quindi è rimasto sott'acqua fino ad oggi. Caparbietà, testardaggine dei pompieri perché c'era davvero l'ordine di partire solo i cani e invece hanno voluto ancora fare delle ispezioni fluviali, oggi è domenica, un grazie di cuore davvero, persone meravigliose. I 4 dell'elicottero hanno passeggiato, l'hanno visto, l'hanno trovato e da lì siamo arrivati qua. È un corpo, fino adesso, ancora adesso, non è identificato. In questo momento qua c'è l'ispezione cadaverica che è appena terminata. Aspettiamo che il fratello, che probabilmente però non lo riconoscerà qua, ma forse a Udine, perché ha bisogno di andare in cella frigo subito. Uno sforzo meraviglioso, oggi ci siamo abbracciati con i pompieri, adesso vado a ringraziare il capo dell'elicottero e siamo andati amici, purtroppo dopo 22 giorni siamo andati amici dei soccorritori. E rimaniamo nel Friuli perché sempre a Udine dove resta in fin di vita il 56enne giapponese aggredito per aver tentato di sedare una rissa tra giovani in pieno centro città a Udine. L'uomo Shinpei Tominaga, molto conosciuto per le sue attività commerciali, dopo essere stato colpito da un pugno in pieno volto è caduto a terra sbattendo violentemente la testa sul marciapiede. Restano in stato di fermo 5 giovani ritenuti responsabili dell'aggressione, sono cittadini
cittadini sia italiani che di origine straniera, tutti residenti in provincia di Treviso. Hanno tra i 20 e i 25 anni. L'accusa al momento è di lesioni personali gravissime. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati ubriachi quando hanno preso di mira l'uomo, che rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Santa Maria della Misericordia. Ovviamente di questo gravissimo fatto avvenuto in pieno nel cuore di Udine e del ritrovamento del giovane, della tragedia del Natisone, ne parleremo con il nostro inviato che si collegherà con noi fra qualche minuto. E andiamo sempre, invece, questa volta sempre a parlare di cronaca, ma nel veneziano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2:40 di questa notte in via Camillo Benso Conte di Cavour a Cavarzere, in provincia di Venezia, per un incendio di una casa che poi insomma si è rivelato in realtà un garage distaccato dalle abitazioni, utilizzato come ricovero da una persona senza tetto che è rimasta ferita. L'uomo si è ustionato agli arti e si è subito allontanato dal luogo prima dell'arrivo delle squadre di soccorso ed è stato trovato poco dopo nei dintorni dai carabinieri. L'uomo ferito è stato assistito dai militari che hanno subito richiesto l'assistenza dei sanitari del SUEM. Le squadre dei vigili del fuoco sono accorse dal locale distaccamento in supporto da Adria, Padova e Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e un totale di 14 operatori hanno iniziato questa notte le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono rimaste per fortuna confinate al solo garage pieno di oggetti, però l'incendio è stato subito spento, coinvolto dalle fiamme anche il tetto in Eternit della struttura. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco prima dell'alba. Il ferito invece è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Ed ancora cronaca, parliamo di incidenti stradali, parliamo ancora di vittime della strada, schianto mortale tra Battaglia Terme e Maserà lungo la statale 16, a perdere la vita una 19enne della Bassa Padovana. Drammatico incidente stradale nella notte a Maserà, a sud di Padova, lungo la statale 16, dove in uno scontro frontale tra 2 auto ha perso la vita una giovane ragazza, una 19enne di Sant'Elena, Bassa Padovana, Chiara Scantamburlo, a bordo dell'altra auto, un 63enne milanese che è rimasto ferito lievemente ed è stato trasportato in ospedale a Padova. La ricostruzione della dinamica dello schianto, come detto frontale tra le 2 auto, è stata affidata ai carabinieri di Albignasico e di Abano Terme. L'incidente si è verificato lungo la statale 16, la ragazza guidava in direzione di Monselice e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Padova con l'autogru per mettere in sicurezza le auto e liberare la conducente rimasta incastrata tra le lamiere. I pompieri hanno utilizzato anche cesoie e divaricatori idraulici. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della 19enne, diplomata all'alberghiero e che lavorava in un hotel delle Terme, anche se comunque frequentava l'università, sua grande passione, la pallavolo. Ferito l'autista della seconda auto, una Opel, che è stato preso in cura dal personale sanitario. I carabinieri di Albignasico hanno deviato il traffico, eseguito i rilievi e le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo l'alba. E rimaniamo nel Padovano per tornare a parlare della tragedia di cui abbiamo parlato all'inizio di questa prima edizione della bimba caduta in un canale. Ce ne parla la nostra Chiara Gaiani, che la vedo già nello schermo. Chiara, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, con il collega Francesco Ratai ci troviamo lungo questo canale di scolo, siamo nella zona artigianale di Ponte San Nicolò in via Svezia, questo scolo da poi sul canale Roncaiette, è qui che si è consumata la tragedia. Nel pomeriggio di ieri una ventina di persone appartenenti alla comunità camerunense arrivata dalle province di Padova e anche di Venezia si sono ritrovati qui per un picnic abbastanza tradizionale, tra di loro anche la mamma e il papà della bambina di 3 anni che è scappata al controllo dei genitori finendo nelle acque. Una volta che si sono accorti che la bambina mancava, subito tutti si sono dati da fare, sono riusciti a individuarla nell'acqua e poi anche a trarla a riva, ma purtroppo per lei già la situazione era molto complicata. La disperata corsa dei sanitari del 118, una prima rianimazione sul posto, poi anche il tentativo di trasportarla in ospedale a Padova. La bambina qui poco dopo l'arrivo purtroppo
purtroppo è stata dichiarata morta. Su questa vicenda è stata aperta un'indagine, indagano i carabinieri di Ponte San Nicolò e di Legnaro che sono arrivati qui nel pomeriggio di ieri, una tragedia che scuote profondamente, che tocca profondamente la comunità di Ponte San Nicolò. Tra i primi a intervenire il nuovo sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni, che ha detto: siamo profondamente legati a questa comunità che spesso si ritrova per fare un picnic. Questo davvero è una tragedia che ci colpisce. Maggiori dettagli nelle edizioni di questa sera. Da Ponte San Nicolò è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani, noi continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare di un'altra vittima della strada, perché ce n'è un'altra purtroppo. Alle 5:30 uno scontro tra due auto ed è morto un 44enne, gravemente ferita anche la conducente del secondo veicolo. L'incidente è accaduto a Piove di Sacco, la vittima stava andando al lavoro. Avrebbe cominciato di lì a poco il suo turno di lavoro. Erano 18 anni che Andrea Zinelli era elettricista alle Acciaierie Venete di Padova. La sua vita, 44 anni appena, è finita invece poco dopo le 5 di domenica lungo la strada provinciale 94 nel comune di Piove di Sacco, dove Andrea Zinelli viveva da sempre con la moglie e i 2 figli. Cosa sia accaduto stanno cercando di stabilirlo le indagini condotte dai carabinieri. Erano le 5:10 quando la Fiat Punto di Andrea Zinelli si è scontrata con una Mini Cooper condotta da una giovane di 26 anni. Ad avere la peggio Zinelli, che rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo è stato liberato solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Per lui i sanitari del 118 arrivati da Piove di Sacco non hanno potuto fare nulla. Ricoverata in prognosi riservata in ospedale ma non in pericolo di vita la 26enne. Andrea Zinelli lascia la moglie e 2 figli, un maschio e una ragazza, che sui social ha dedicato al padre queste parole: ciao papà, abbi cura di noi da lassù, sei e sarai sempre il mio eroe. Grande il cordoglio a Piove di Sacco, dove la famiglia è molto conosciuta. Sull'incidente è stata aperta un'indagine. Ed ora andiamo subito dalla prefettura di Udine, dove abbiamo il nostro Omar Costantini che ci parla, l'abbiamo detto prima in apertura, del ritrovamento del corpo di Christian, della tragedia del Natisone e anche di questa rissa che ha coinvolto un'aggressione vera e propria ad un cittadino giapponese. Ce ne parla il nostro Omar Costantini, buongiorno. Sì, buongiorno, ci troviamo in via Pellicerie a Udine, tra poco ci sposteremo anche in prefettura, come giustamente hai sottolineato, perché alle 12:45 ci sarà un'area stampa dedicata per vedere cosa è emerso nel corso di questa riunione che è in corso per cercare di ricalibrare e rivedere minuto per minuto quello che è il piano sicurezza all'interno del centro cittadino e non solo. L'episodio chiaramente, per quanto ci riguarda, noi ci troviamo dove è accaduto tra la notte tra venerdì e sabato, dove purtroppo questo imprenditore giapponese si trova in fin di vita all'ospedale di Udine. Tra l'altro non c'entrava nulla, è soltanto per un senso civico del dovere intervenuto mentre si stava svolgendo, mi ha consentito il termine, questa rissa tra stranieri, insomma in fuga e non solo. Tra l'altro coinvolti anche dei residenti della provincia di Treviso, ma anche 2 ucraini residenti nella zona di Pescara. Come potete vedere, le forze dell'ordine sono comunque operative per quanto riguarda il controllo diretto su strada, con 2 poliziotti che stanno battendo in lungo e in largo la zona qui di via delle Pellicerie e non solo, per tenere insomma monitorata la situazione minuto per minuto. Per quanto riguarda invece il discorso del ritrovamento di Christian Molnar, avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 13 all'altezza di Paderno, in comune di Premariacco, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero Drago, portato nell'area sportiva di Premariacco e da qui poi trasferito a Udine, dove la salma è stata ricomposta all'interno dell'obitorio e da lì c'è stato poi il riconoscimento. Probabilmente già nella giornata di domani il corpo sarà trasferito poi in Romania, dove si svolgeranno le esequie. Questo è un po' in sintesi quello che sta accadendo in questa zona del nord-est. Appena avremo altre novità ti richiederemo la linea, in caso nel corso della diretta oppure come sempre nel corso del telegiornale un servizio più dettagliato. Da Udine è tutto, a voi studio. Grazie davvero Omar Costantini, grazie per questi aggiornamenti di 2 notizie di cronaca. Ed ora
invece lasciamo la cronaca per parlare di politica, perché l'abbiamo detto oggi insomma il verdetto dei ballottaggi, e andiamo subito dalla nostra Lina Paronetto che si trova a Vittorio Veneto. Lina, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, eccoci qua con Nicoletta Rizzetto, siamo alle scuole elementari Nazario Sauro di San Giacomo di Veglia, la presidente di seggio gentilissima con i suoi collaboratori ci ospita, Claudia Borsoi che è anche una collega. Claudia, buongiorno. Quindi poi dismesse le vesti naturalmente di presidente di seggio dovrà riprendere quelle di cronista per raccontare come andrà. Allora, sappiamo benissimo che fino alle 15 urne aperte, non possiamo dire nulla di che, due naturalmente ovviamente siamo al ballottaggio, gli sfidanti in corsa, unico ballottaggio della provincia di Treviso, questo perché negli altri 3 comuni con oltre 15.000 abitanti tutto si è risolto fin dal primo turno. L'affluenza non è alta, ecco, allora ricordiamo che qui a Vittorio Veneto al primo turno aveva votato il 49,92%, diciamo quasi il 50% spaccato di aventi diritto, sono 27.061 gli aventi diritto, gli elettori qui nel comune di Vittorio Veneto. In questo ballottaggio a distanza di 15 giorni, sarà che la stagione è anche un po' inoltrata, no Claudia? C'è un po' di fatica a venire a votare. Voi che numeri avete? Sì, numeri molto bassi rispetto al precedente di 2 settimane fa. Ora alle 12 la percentuale dei votanti è poco superiore del 41%. Tenete conto che ieri sera alle ore 23 abbiamo chiuso nel nostro seggio con 220 votanti su un totale di 608 elettori. Ora alle ore 12 abbiamo 250 votanti, quindi in 5 ore stamane appena 30 persone. La volta precedente, la domenica alle 19, giusto per fare un paragone a poche ore dalla chiusura del voto, qui avevano votato 308 persone rispetto alle 250 di ora, quindi 58 in meno. Quindi è un'affluenza molto scarsa. Abbiamo già visto ieri i votanti molto dilazionati nel corso della giornata e stamattina veramente pochi. Ecco, nel complesso del comune di Vittorio Veneto alle 23 di ieri sera aveva votato il 33,44% degli aventi diritto. Allora abbiamo detto, insomma, ben che si vada, adesso ne vediamo un po' di movimento anche qui al seggio, però si faticherà ad arrivare 10 punti sopra, probabilmente si rimarrà sulla percentuale che dicevi. Sì, molto, anzi questa percentuale media supera di gran lunga quella che noi abbiamo registrato qui al seggio 25, che era appena del 36,18%. E quindi difficilmente si riuscirà ad arrivare ai numeri precedenti, che qui al seggio 25 era superiore al 50%, quindi ancora di più della media che aveva fatto Vittorio Veneto complessivamente nei 33 seggi. Lo spoglio dovrebbe essere abbastanza veloce, quindi? Sì, sarà semplicissimo, visto che c'è il ballottaggio fra 2 persone, e quindi nell'arco di una mezz'oretta, e poi c'è la burocrazia, la compilazione dei registri, la consegna di tutto il materiale municipio, e quindi per noi presidenti e scrutatori il lavoro si potrà dire concluso. Senti, tu fai la presidente da una decina d'anni, ci raccontavi, l'affezione un po' dell'elettorato alle amministrative, che di solito si dice ci sarà maggiore partecipazione rispetto a consultazioni nazionali che si sentono di meno, le europee non parliamone, insomma, anche perché cadono in un periodo davvero avanti con la stagione eccetera. Come hai visto cambiare magari questo attaccamento dell'elettorato a questo genere di consultazioni locali? Sì, posso dire che negli anni, essendo sempre qui presidente, vedo di solito sempre le stesse persone, soprattutto anziani, forse perché comunque l'età media di questo seggio è alta e il numero è via via scemato, un po' anche per il discorso dello slittamento in avanti delle amministrative. Un tempo era un omaggio, quindi forse il periodo era anche più propenso, adesso insomma ci sono le vacanze, c'è comunque in generale una disaffezione, però possiamo dire insomma che gli elettori del primo turno che sono venuti qui hanno votato indistintamente sia le europee che le comunali, quindi nessuna insomma distinzione. C'è la volontà, vediamo, insomma, abbiamo visto dalle persone arrivate anche stamattina, la volontà anche per senso civico, c'è stato detto da alcuni, di essere qui e di votare.
Naturalmente tutte le considerazioni legate a questa affluenza e a quelle che possono essere le conseguenze poi sull'esito di questo voto le potremo fare dopo le 15 a urne chiuse. È chiaro che già chi deve farle, i candidati che stanno aspettando l'esito di questo ballottaggio stanno già ragionando su questa tematica, su chi possa favorire. Noi per ora con Nicoletta Rizzetto restituiamo la linea da Vittorio Veneto, pronti poi per la diretta elettorale del pomeriggio naturalmente e per dare in tempo reale il nome del vincitore. Grazie davvero a Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto. Come ha anticipato anche la nostra Lina Paronetto, dalle 13:30 ci sarà l'edizione straordinaria per raccontarvi come stanno andando i ballottaggi e poi ovviamente chi sarà il vincitore. Ed ora ci spostiamo a Montecchio Maggiore nel Vicentino per parlare sempre di ballottaggio. Lo facciamo con la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Montecchio Maggiore, uno dei 3 comuni di cui ci stiamo occupando io e il collega Andrea Benetti, che ringrazio, che è al di là della telecamera, perché gli altri sono Schio e Valdagno. Al momento vi do i dati sul voto delle ore 23, Montecchio al 38,60%. Ovviamente è difficile fare un raffronto rispetto ai dati di voto della prima tornata elettorale, perché sono stati il sabato e la domenica, mentre oggi si vota fino a lunedì, cioè si è votato ieri, tutta la giornata di ieri, e oggi fino alle 3 in cui inizieranno le operazioni di spoglio. Però risultano alle 23, quindi il terzo momento in cui sono stati rilevati, al 38,60%, mentre al primo turno risultava il 47,97%. Stessa cosa a Schio, quindi un calo generale, una partenza a Schio tra l'altro sottotono, perché alla prima rilevazione era al 7,11%, mentre ieri sera alle 23 il dato è al 37,38%, mentre al primo turno era 47,89%. Valdagno ieri sera alle 23 41,19%, mentre al primo turno al 51,22%, quindi in generale si è assistito ad un calo all'incirca di 10 punti percentuali. Io sono in compagnia del presidente di seggio qui a Montecchio Maggiore. Come sta andando qui l'affluenza? Bene, buongiorno innanzitutto. L'affluenza è un po' più lenta rispetto a quello che immaginavamo, rispetto al dato che avevamo sul primo turno. Viaggiamo in questo momento intorno al 45% medio nelle varie sezioni, nelle 19 sezioni del paese, quindi un qualcosa meno rispetto alla volta scorsa, dove eravamo arrivati, ricordo, intorno al 55%, quindi in questo momento a 2 ore e mezza dalla chiusura del voto ci stiamo attestando a un 10 punti in meno. È credibile avere ancora qualche voto da qui alle 15, ma probabilmente non riusciremo a raggiungere i numeri della volta scorsa, forse ci avvicineremo intorno al 50% degli elettori. Ecco, facciamo una breve analisi su chi è venuto a votare tra giovani e anziani, se avete notato delle differenze rispetto al primo turno, anche perché qui, lo ricordo, siamo in una scuola in centro storico, la scuola Manzoni. Come sta andando, appunto, cosa avete notato? In questa scuola vota chi abita in centro nel paese, ma anche insomma in zone limitrofe. Abbiamo avuto sempre e come sempre un'affluenza importante delle persone, diciamo, di una certa età, over 60, che hanno magari una capacità di credere, di voler partecipare all'elezione in maniera costante. E il dato positivo che vediamo è quello di una grande partecipazione di giovani e giovanissimi. È un dato che stiamo notando, l'avevamo notato già la volta scorsa alle elezioni europee e al primo turno delle amministrative. Si conferma questa volta un dato in cui i giovani e giovanissimi nati nel 2000 e dopo il 2000, quindi 2002-2004, anche i primissimi votanti partecipano, quindi c'è una nuova, come dire, leva di elettori che partecipa, e questo credo che sia un dato fondamentale per un paese che insomma sta ovviamente cambiando, mutando nel tempo, quindi è un dato positivo anche per chi vive queste zone. Mediamente nel paese abbiamo saputo insomma che c'è un buon mix come sempre di età, però ecco, la partecipazione dei giovanissimi è un dato che sta crescendo e questo è molto molto importante.
Quindi noi in realtà stiamo parlando di disaffezione, ma in realtà c'è anche una nuova affezione. Sì, c'è una nuova nascita, no, di affezione al voto, anche perché questo è un voto per le amministrative, è vero, un ballottaggio, nel primo turno si è votato soprattutto per indicare il proprio candidato consigliere, quindi c'era un interesse di vicinanza con le persone candidate. Qui è un interesse indiretto, perché si vota ovviamente naturalmente solo per il candidato sindaco, ma indirettamente poi va a influire anche per il voto che le persone hanno espresso al primo turno. È quasi naturale un lieve calo, però in realtà c'è questa nuova vicinanza che continua, quindi i ragazzi e le ragazze stanno partecipando, e credo che sia la notizia più bella per un paese che, insomma, sta crescendo dal punto di vista della partecipazione dei giovani, e va bene così. Ecco, quindi io con questo augurio e con questa buona notizia da Montecchio Maggiore restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi dal Vicentino ci spostiamo ora nel Veneziano ed esattamente a Portogruaro, sempre per parlare ovviamente di questo verdetto che dovrebbe esserci intorno alle 18, insomma, per questa sera. Noi ne parliamo con la nostra Anna De Roberto, che lo vedo già sullo schermo, e per la parte tecnica Renato Capoia. Eccoci Daniela, buongiorno a te. Allora siamo in uno dei seggi più importanti sostanzialmente, siamo in zona di Viale Liguria e qui vota più o meno il 50% dei residenti di Portogruaro, e siamo insieme a due presidenti di seggio, e vorremmo per questo primo collegamento, insomma sappiamo che fino alle 15 non possiamo esporci, non si possono fare nomi, ma possiamo darvi già qualche dato legato all'affluenza. Allora sapete che, per fare un passo indietro per chi non ha seguito la storia elettorale di Portogruaro, la partita era una partita a 4, in questo ballottaggio di fatto si affrontano centrodestra e centrosinistra, Luigi Toffolo contro Antonio Bertoncello. I dati sull'affluenza ieri erano davvero molto bassi, nonostante si tratti di un ballottaggio. Oggi i dati sono saliti, e sono saliti, ve lo raccontano Francesco Bozza e Massimo Galasso, che ringrazio per essere qui con noi. Ve li presentiamo, Daniela. Sono due presidenti di seggio che possono un po' andare a raccontarci come, Francesco, sono da lei, l'affluenza in qualche modo nella sua sezione si sia un po' alzata, siete arrivati al 47%, è un dato confortante. Portogruaro è una partita complessa, anche perché non ci sono stati apparentamenti, quindi davvero diciamo chi è rimasto escluso da questa competizione elettorale ha dato libertà di scelta al voto. Allora, come dicevo, era circa il 47%, un 7-8 punti in meno rispetto alla prima tornata, al primo turno. Diciamo che l'affluenza è stata abbastanza omogenea rispetto al primo turno. Abbiamo notato una mancanza di una generazione, diciamo, dagli anni 30 ai 45 anni, diciamo che le presenze sono abbastanza scarse. Dobbiamo notare invece che i giovani, i neovotanti, diciamo per la prima volta, anche cittadini italiani neocittadini, come dicevo, sono venuti, hanno partecipato sia al primo che al secondo turno, e naturalmente lo zoccolo duro delle votazioni sono gli over 60. Che ritengono, che vengono qui come un momento come importante della loro vita. Certo, come ti raccontavo, è una tradizione appunto quello di venire al seggio, soprattutto la domenica, e diciamo presentarsi in maniera dignitosa, vestiti col vestito della domenica, si diceva una volta, quindi lo ritengono ancora un dovere, ma anche un diritto e una possibilità di socialità all'interno della comunità. Anzi, molte volte sono gli stessi votatori che ci portano delle cose da mangiare, sapendo che dobbiamo fare praticamente giornate intere all'interno dei seggi. Abbiamo visto, Daniela, prendo parola Francesco, certo. Passare un paio di vassoi con dei tramezzini, proprio perché insomma ci sono le persone, questo è un quartiere molto popoloso, e appunto come ti dicevo il 50% dei portogruaresi viene qui a votare. Sì, come ti dicevo, non solo tramezzini, i dolcetti o i pasticcini, in alcuni seggi alla fine di tutto si fa anche una grigliata, in quelli più diciamo appartati. Senta, lei Francesco ha conosciuto proprio un ragazzo giovanissimo, Daniela, che aveva appena preso il permesso di soggiorno e voleva votare. La cittadinanza, un 21enne che aveva neocittadino che si è presentato a votare e aveva scordato la tessera, vale a dire non gli era mai stata recapitata essendo un neocittadino. Però aveva talmente voglia di votare che mi sono preso la briga di telefonare in comune, di accompagnarlo a prendere la scheda, riportarlo e
in questa tornata nel ballottaggio si è ripresentato alla votazione, quindi c'è ancora gente che ritiene questa è la generazione che ci fa ben sperare. Assolutamente, tra l'altro diciamo immigrati di seconda generazione, no? Quindi figli di immigrati che capiscono anche l'importanza, come le vecchie generazioni capiscono appunto l'importanza dell'espressione del voto. Siamo con Massimo, anche lei quanti votanti ci sono nella sua sezione? Sì, buongiorno. Allora, come votanti abbiamo circa un 51%. Com'è andata l'affluenza? L'affluenza diciamo è abbastanza omogenea anche nel nostro nostra sezione, esatto. E diciamo un po' meno rispetto alla precedente. Comunque c'è stata un'affluenza, secondo me, diciamo un 70% dagli over 40-50 anni, quindi un'affluenza di più, un genere diciamo un po' più, diciamo, di un'età più avanzata, ecco, i giovani un po' meno, insomma. E anche lei ha notato la mancanza della fascia 25-40? Esatto, un po' meno, sì, abbiamo sentito appunto la mancanza di questa età generazionale, insomma, ecco. C'è ancora un via vai comunque di persone, Daniela lo possiamo testimoniare, noi siamo qui da circa un'oretta, insomma non è finita, si vota fino alle 15. Ecco, Portogruaro è una città che va al voto e è una città importante, insomma una città che ha avuto anche dopo 2 anni, ricordiamo, 2 anni di commissariamento, quindi insomma è una città in cui i cittadini dovrebbero non vedere l'ora di andare a scegliere il loro sindaco. Esatto, sì, non vedono l'ora appunto di avere un nuovo sindaco e quindi di avere una persona che le guidi, insomma, nel migliore dei modi, insomma, ecco. Eccoci allora con Francesco e Massimo. Daniela, noi vi restituiamo la linea, poi la riprenderemo, andremo un po' in giro per la città per andare a raccontarvi com'è l'umore, insomma, da qui alle 15 quando i seggi saranno chiusi. Quindi se sei d'accordo e non hai domande da studio restituiamo la linea. Grazie davvero ad Anna De Roberto. Noi continuiamo a parlare di ballottaggi e da Portogruaro ci spostiamo a Bassano del Grappa, dove la vedo già pronta la nostra Monica Smiderle. Monica, buongiorno. Sezione 34. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Bassano del Grappa è al ballottaggio, ultime ore per l'elezione del primo cittadino, la sfida è davvero tutta aperta, si contendono la poltrona di primo cittadino Roberto Campagnolo e Nicola Finco. Roberto Campagnolo, che è il candidato del centro-sinistra, sostenuto da PD, Bassano per Tutti, Europa Verde, Bassano Passione Comune, Movimento 5 Stelle. La lista civica è il Momento e Azione. È il Momento e Azione entrati dopo il risultato del primo turno con gli apparentamenti. Nicola Finco, invece, candidato del centrodestra, sostenuto da Lega, Forza Italia, DC, Civica Finco, Fratelli d'Italia e Impegno per Bassano. In questo caso sono entrati a sostegno di Nicola Finco con gli apparentamenti Fratelli d'Italia e Impegno per Bassano. Urne aperte fino alle 15, i dati dell'affluenza purtroppo non sono positivi, alle 23 di ieri aveva votato il 35,9% degli elettori bassanesi, che in totale sono 38.581. Vi do anche il dato registrato ieri alle 19 29,63, alle 12 invece 11,67. Con me c'è Francesco Fabris, che è presidente della sezione elettorale numero 34 di appunto Bassano del Grappa. Allora, questo dato relativo all'affluenza sicuramente non positivo. No, ci aspettavamo molte più persone, considerato che l'elezione amministrativa è l'elezione dovrebbe essere quella più sentita, invece ad oggi, a questo istante, siamo circa intorno al 35%, insomma, per cui un'affluenza bassissima. Chi vota? Chi viene a votare? Più gli anziani, però la nostra è una sezione anziana, diciamo. Tra l'altro noi abbiamo anche gli scalabrini qui con i padri, quindi diciamo che abbiamo una media di età un po' più alta delle altre sezioni. È una sconfitta un po' per tutti, secondo lei, questo assenteismo dalle urne? Credo proprio di sì,
Oggi pomeriggio inizierà lo spoglio, alle 15 vi dicevo chiudono le urne, chiudono i seggi, poi ci sarà uno spoglio probabilmente molto veloce, indicativamente in un paio d'ore potremo avere il nome del prossimo sindaco di Bassano del Grappa. Sì, confidiamo, se non ci saranno intoppi particolari, e non ce ne saranno sicuramente, di avere un'indicazione dopo un'oretta circa da comunicare al Comune. Ricordiamo anche il dato relativo all'affluenza al primo turno, sottolineando però che al primo turno si era votato sia per le elezioni amministrative e anche per le europee, un dato che a Bassano del Grappa si è attestato al 55,75%, anche quello in realtà un voto piuttosto basso. Sì, un voto piuttosto basso, anche se in realtà io al primo turno ipotizzavo che ci fosse un trascinamento delle amministrative per le europee, invece evidentemente si è verificato l'esatto contrario. Insomma, gli elettori hanno tempo comunque fino alle 15, ma penso che il dato non si discosterà di molto. No, se verranno altre 10-15 persone sarà tanto. Allora Daniela, vi do anche qualche indicazione, ringrazio il Presidente della sezione, grazie a lei. Allora, qualche dato relativo anche alla proclamazione del futuro sindaco della città di Bassano del Grappa. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, chiusura oggi alle 15, poi probabilmente in un paio d'ore avremo il nome del sindaco, si animerà anche la sala consiliare in municipio, di solito i vincitori arrivano intorno alle 5 per stappare la bottiglia ai primi festeggiamenti. La proclamazione invece sarà domani mattina, intorno alle 9 arriverà presso l'ufficio centrale elettorale di via Verci il magistrato accompagnato da un pubblico funzionario, ci sarà naturalmente tutta la fase di controllo delle schede e poi la proclamazione ufficiale che potrebbe avvenire intorno alle 10-10:30. Il sindaco proclamato si sposterà poi in municipio per, chiamiamola insomma, la proclamazione pubblica, l'incontro con i sostenitori e i festeggiamenti. Questo dunque un lungo pomeriggio, sarà un lungo pomeriggio a Bassano del Grappa, un lungo pomeriggio da raccontare con la nostra informazione. Grazie davvero a Vanessa, grazie a Monica, scusate, grazie davvero per questo collegamento. Noi da Bassano ci spostiamo invece a Noale, nel Veneziano, dove è pronto Filippo Fois. Filippo, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Grazie, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sono 3 i comuni che, molto ravvicinati tra loro, sono andati alle urne per il turno di ballottaggio. Si tratta di Noale, Scorzè e Spinea. Allora, vediamo le percentuali, poi adesso parleremo col Presidente di Seggio su quelle aggiornate. Gli ultimi dati però ufficiali disponibili danno Spinea al 34,7%, questo è il dato delle 23, era stato il 51% a votare nel primo turno. A Scorzè la percentuale è stata attorno al 40%, 10 punti meno rispetto a quello che era successo al primo turno. A Noale qua io leggo 41% contro il 55,3% del primo turno. La signora Capuzzo è presidente di Seggio, qua siamo proprio nel seggio centrale, sì, quello proprio di, sì, siamo a pochi passi dal centro. Sì, esatto, siamo nel seggio centrale, qui a pochi passi dal centro, abbiamo 10 seggi qua appunto presso la scuola media. E diciamo che l'affluenza non è stata tanto alta, soprattutto questa mattina purtroppo. Pensavamo che, visto che ci fosse anche il lunedì, magari qualcuno prima di andare a lavorare, o ieri che magari era a farsi la gita fuori porta, e invece purtroppo l'affluenza è stata molto bassa. Ma quanto saremo adesso a poco dalla chiusura dei seggi, qua perlomeno per quello che riguarda le sezioni che si trovano qui? E allora le sezioni qui siamo penso intorno al 50, alcune meno, queste qua vicine. Il mio seggio purtroppo è più basso di percentuale perché abbiamo tante persone residenti all'estero. Siamo in 2 seggi qua nel capoluogo, diciamo, dove si vota. Noi è seggio 9, abbiamo tanti residenti all'estero e di conseguenza la percentuale è molto bassa. Perché non si può votare per posta, bisognerebbe venire qui. Sì, bisogna venire fisicamente qui a Noale, sì, farsi un viaggetto da dove si sta. In effetti ho visto che qui siamo al 29%, però diciamo che le percentuali sono più alte nelle altre sezioni dove siamo, lei mi ha detto comunque al 50%, che significa che più o meno stiamo raggiungendo i livelli che c'erano stati al primo
primo turno. Sì, almeno in alcuni seggi, il seggio qua vicino al mio, io sono al 10, al seggio numero 1 sono arrivati al 50, adesso gli altri che sono al primo piano non so però. Dopo andiamo a controllare. Esatto, dopo andate a controllare esattamente voi, insomma, certo. Perfetto, grazie mille e grazie a voi. Daniela, io ti restituirei la linea per ora. Grazie davvero a Filippo Fois. Noi chiudiamo insomma queste percentuali di affluenza media nei seggi, andando a vedere com'è andata nel Padovano tra Monselice, Rubano e Selvazzano Dentro. Si attesta intorno al 40% nel primo giorno di ballottaggio. Vediamo il servizio. La media della provincia di Padova è poco sotto al 40%, con Monselice, primo comune per numero di votanti alle 23 di domenica, dove si registra il 42,40%, seguito da Rubano, che raggiunge il 40,68%, fanalino di coda Selvazzano Dentro con il 36,45%. Saranno aperti fino alle 15 di oggi i seggi nei 3 comuni dove da ieri si sono aperti i ballottaggi. Dopo le 15, con lo spoglio delle schede, saranno noti i nuovi sindaci. A Monselice, dove le sezioni sono 20, si tratta di uno scontro nel centrodestra. Qui si stanno confrontando la sindaca uscente Giorgia Bedin e l'ex sindaco di Arqua Petrarca Luca Callegaro. A Rubano, 14 le sezioni, il centro-sinistra si confronta con il centrodestra, in corsa Chiara Buson e Luigi Sposato. Candidato di centrodestra contro candidato di centrosinistra anche a Selvazzano Dentro, qui le sezioni da scrutinare saranno 23. Corrono per la poltrona di sindaco Mariano Fuschi e Claudio Piron. E chiudiamo dunque questa pagina politica dedicata al ballottaggio, all'affluenza, alle urne e parliamo dell'ondata di maltempo che ha colpito ieri soprattutto la zona del Vicentino ad Asiago, e vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore. Si prevede insomma ancora pioggia anche domani. Ne parliamo con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, che dovrebbe essere collegato con noi. Eccolo qui, lo vedo già collegato. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Insomma, ieri giornata che era prevista comunque di maltempo, abbiamo visto la zona maggiormente colpita, abbiamo visto quella del Vicentino nella zona di Asiago. Diciamo che abbiamo avuto dei problemi già a partire da venerdì sera nell'Alto Bellunese, in alcuni comuni della Gordina in modo particolare, e poi ha proseguito nella notte tra sabato e domenica, in modo particolare nelle prime ore appunto di ieri. Ha colpito appunto l'altopiano di Asiago, in modo particolare Asiago e Gallio, ma poi anche Schio, con una frana che ha obbligato all'evacuazione a scopo precauzionale di 2 persone. C'è stata l'interruzione della strada regionale 50 in comune di Lamon, che poi è stata riaperta in breve tempo, e allagamenti diffusi anche nella zona del Veronese, quindi Peschiera, Bardolino, Lazzise ed altri comuni. Questo a significare che questi temporali che si verificano in maniera sempre più frequente generano dei veri e propri nubifragi, quantità di pioggia rilevantissime in archi temporali molto ristretti, che mettono in crisi le reti idrauliche secondarie, i cosiddetti tombini, e così l'acqua secondaria, i canali secondari. Basti pensare che a Laghi abbiamo registrato nell'arco di 12 ore 160 mm, e il record registrato a Laghi, zona particolarmente piovosa per la verità, è stato di 169 mm nel 2010, in occasione dell'evento che poi generò il famoso alluvione del Veneto. In altre parti del Veneto non stava piovendo, quindi sono fenomeni localizzati che però, creando questi nubifragi, mettono in crisi appunto le reti secondarie. Ecco, accennava anche ovviamente alla problematica quella delle frane. Ci sono, a parte quella che diceva lei prima, altre situazioni difficili da monitorare costantemente, visto che poi insomma è previsto ancora un po' di maltempo nelle prossime ore? Sì, intanto ereditiamo la situazione del mese di maggio, che aveva visto
altri comuni del Vicentino e anche del Trevigiano che erano stati interessati da fenomeni franosi, e quindi in quelle aree c'è un'attenzione particolare. Resta il fatto che nelle prossime ore non ci attendiamo fenomeni di rilevanza particolare. Pioverà non solo domani ma anche nei prossimi giorni con fenomeni alternati, ci sarà qualche temporale, ma potrà accadere qualche fenomeno rilevante localizzato, come dicevo prima, questi nubifragi molto localizzati che generando precipitazioni molto, molto forti in archi temporali ristretti possono mettere appunto in crisi la rete secondaria. Quali zone secondo lei sono da tenere più monitorate? Diciamo che se noi guardiamo i parametri, il Basso Veneto è quello più interessato per quanto riguarda i fenomeni di domani, però è evidente che poi quando ci sono movimenti d'aria come quelli di queste ore possono capitare fenomeni localizzati anche in altre realtà, in modo particolare nelle zone pedemontane. Ecco, io ero stato ottimista, dicevo solo domani, lei diceva invece sono previsti temporali anche nei prossimi giorni. Sì, noi diciamo sempre che le previsioni meteo dopo il terzo giorno sono assolutamente fantasiose. Non hanno una attendibilità per nulla significativa, quindi è difficile prevedere oltre i 3 giorni. Noi vediamo che ci sono queste masse d'aria che si stanno scontrando, si stanno spostando, e quindi per domani, o meglio già dalle prime ore di domani, insomma questa notte, prevediamo alcuni fenomeni di precipitazione. Poi dopo ci sarà un'attenuazione e poi dopo ancora qualche temporale, dopodiché insomma vedremo cosa succederà nei giorni successivi. Ecco, Assessore, ovviamente ci stiamo abituando a questi cambiamenti repentini del tempo, dal caldo al temporale. Qualcuno dice insomma arriverà l'estate prima o poi, perché abbiamo avuto pochi giorni, poi di nuovo temporale, pochi giorni di sole, poi ancora temporali. Ma come dicevo, le previsioni si riescono a fare per 2 o 3 giorni, poi dopo non hanno alcuna attendibilità. Poi se noi guardiamo la statistica ci dice che le precipitazioni nell'arco di un anno non è che siano cresciute negli ultimi anni, sono cambiate come tipologia, nel senso che una volta magari pioveva poco per tanti giorni, adesso si creano questi nubifragi per alcune ore e poi dopo non piove più. Diciamo che i primi mesi abbiamo già dato tanto, nel senso che ha piovuto ben al di sopra delle medie, e quindi se ha piovuto prima ci aspettiamo che nella seconda parte dell'anno, o almeno auspichiamo che nella seconda parte dell'anno, le precipitazioni complessive siano inferiori. Attendiamo tutti l'estate, ma il tempo continua a fare le bizze. Grazie davvero Assessore, grazie per aver accettato l'invito. Grazie buon lavoro. A voi. Grazie. Noi ci fermiamo ora, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con tante notizie di cronaca. Rieccoci nuovamente in studio, subito la cronaca. Da questa mattina gli uomini del RIS di Parma si trovano nella villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina, dove una banda di malviventi si era introdotta giovedì scorso mentre la famiglia dell'ex calciatore stava guardando in televisione la partita Italia-Spagna, derubandoli di quanto contenuto. Gli accertamenti ora dei tecnici si stanno concentrando nella parte posteriore della residenza dalla quale si suppone siano entrati i banditi. Ovviamente maggiori dettagli di questa notizia nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto 18:30. Ed ancora cronaca, ho ucciso Giulia guardandola negli occhi, ha detto Filippo Turetta al pubblico ministero che lo aveva interrogato nel dicembre scorso. Dopo la diffusione dei verbali, la reazione di papà Gino: restiamo concentrati sul processo, vogliamo giustizia per la dolce Giulia. Arriva un processo complicato e delicato a metà luglio e noi preferiamo concentrarci su questo. Ci interessa solo l'accertamento della verità, che sia fatta giustizia per la dolce Giulia.
Parla per nome e per conto di Papagino Cecchettin l'avvocato Stefano Tigani a poche ore dalla diffusione attraverso la trasmissione Quarto Grado del contenuto dei verbali relativi all'unico interrogatorio sostenuto in carcere fino a oggi da Filippo Turetta. Tra le pagine anche i dettagli della mattanza con l'ultima coltellata inferta sull'occhio di Giulia. Turetta davanti al PM torna su quella sera maledetta dell'11 novembre, lo shopping e la cena alla Nave de Vero e poi il viaggio in auto fino al parcheggio vicino alla casa di Giulia a Vigonovo. È qui che il 22enne consegna alla ragazza un regalo, il pupazzo di una scimmietta mostriciattolo. Con sé nello zaino ci sono altri regali come quel volumetto, anche i mostri si lavano i denti, trovato poi vicino al cadavere di Giulia, appassionata di fumetti. Ma i mostri, quelli veri in questa storia, stanno altrove e si scatenano quando la ragazza non accetta la scimmietta, dicendo a Turetta di essere troppo dipendente, troppo appiccicoso. Giulia, riferisce sempre il 22enne, voleva andare avanti e si stava sentendo con un altro ragazzo. Filippo a questo punto urla, dice che non è giusto, che ha bisogno di lei, che altrimenti si sarebbe suicidato. Da lì la situazione precipita, Giulia scende dall'auto ma viene raggiunta, cade e sbatte la testa, il ragazzo estrae un primo coltello e la riporta in auto strattonandola. Poi l'altra tappa in zona industriale a Fossò, Filippo ha con sé dello scotch, vuole tapparle la bocca, anche qui la ragazza trova il modo di divincolarsi e scappare. Cosa stai facendo? Sei pazzo, lasciami andare, avrebbe detto Giulia. Il 22enne tira fuori un secondo coltello, non c'è pietà. Mi ricordo che era rivolta all'insù verso di me, l'ho uccisa guardandola negli occhi, si proteggeva con le braccia. Giulia era come se non ci fosse più, l'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue. La missione del 22enne, che poi si sbarazzerà del corpo della Cecchettina Barcis per proseguire la sua fuga verso la Germania. Dice di aver tentato il suicidio Turetta, di aver usato un sacchetto e di essersi stordito con la sambuca, come effetto solo il vomito. Racconta poi di aver riacceso il telefono e di essersi rassegnato a non suicidarsi vedendo l'appello dei genitori. Nell'interrogatorio Turetta fa intendere di aver agito d'impeto, coltelli, denaro, cibo li teneva sempre con sé, pure lo scotch sarebbe servito per attaccare il papiro di Giulia che di lì a 5 giorni si sarebbe dovuta laureare. Questa è la versione di Filippo Turetta quando mancano poche settimane all'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio. È a queste date che guarda la famiglia Cecchettin. È un momento molto delicato perché è proprio la fase del filtro che poi porterà al processo e davvero già questo sottrae concentrazione, energie importanti che è bene mantenere lucide. E continuiamo con la cronaca perché gli era stato applicato il braccialetto elettronico per le continue minacce e molestie nei confronti dell'ex moglie che ora abita nel Vicentino. Tuttavia il protagonista della vicenda, che si tratta di un 27enne residente a Mestre, nonostante il provvedimento nei suoi confronti, era riuscito a staccare il braccialetto dalla caviglia, tanto da averne fatto una foto poi inviata alla donna in cui lo stesso veniva ritratto ai suoi piedi a fianco ad un coltello con un nuovo messaggio minatorio nei confronti dell'ex consorte. Dopo l'allarme lanciato da quest'ultima, i poliziotti del commissariato di Bassano del Grappa, assieme ai colleghi della squadra mobile della questura del capoluogo Berico, hanno subito avviato la procedura per ottenere dall'autorità giudiziaria un aggravamento della misura. Ieri pomeriggio gli agenti hanno rintracciato l'uomo all'interno della sua casa a Mestre e lo hanno arrestato per poi accompagnarlo in carcere a Vicenza, dove si trova rinchiuso. Ed è scomparso a 72 anni Roberto Squizzato, segretario di Padova della FIGC della Lega Nazionale Dilettanti di Padova. Aveva iniziato a collaborare con il mondo del calcio nel 1976, da allora non aveva mai smesso. Ricoverato per un infortunio domestico non ce l'ha fatta, lavorava nel negozio testi del centro di Padova e il tempo libero lo dedicava al calcio, ambiente nel quale era ben voluto da tutti. Ed ancora cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano, notte folle la scorsa in una casa tra Cimadolmo e San Polo di Piave, dove è divampato un spaventoso incendio. Ad appiccarlo un uomo di 81 anni, socio del proprietario dell'abitazione. All'interno c'era un'intera famiglia con 2 minori che è riuscita a mettersi in salvo.
C'è poca voglia di parlare in questa villetta sul confine tra Cimadolmo e San Polo di Piave, dove restano i relitti e le macerie di una notte di autentica follia, un incendio doloso che però poteva avere conseguenze ben peggiori, visto che nella casa dormiva una famiglia e dietro questa persiana bruciata e annerita si trovavano 2 ragazzi minorenni. Sono da poco passate le 2 di notte quando i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri di San Polo si riversano in via Roma. Le fiamme sono altissime e già hanno divorato le 2 auto parcheggiate, una Kia Sportage e una Skoda Karoq. Gli occupanti della casa sono però in salvo, tra loro i 2 minori. Fortunatamente gli scoppi e l'odore acre attirano più persone. Una ragazza che passa in quel momento riesce a richiamare l'attenzione dei proprietari. In soccorso anche alcuni vicini che inizialmente cercano di domare le fiamme con gli estintori presenti in una ditta adiacente. Sono attimi concitati. Quando che te vede una roba del genere te pensa a tutti gli estintori di poter spegnere il fuoco, no, però era talmente alto che non te la fa. Quindi lei, quando ha visto che c'era questo incendio, si è precipitato a prendere gli estintori da via e sì, basta. Però le fiamme erano molto alte. Per forza, perché è tutto legno e macchine che prende fuoco. Ai pompieri di Conegliano si aggiungono i colleghi di Treviso con autopompa e 2 autobotti. 9 in tutto gli operatori che riescono a scongiurare che il rogo si estenda all'intera abitazione. Praticamente in contemporanea le indagini dei carabinieri, che anche grazie al sistema di videosorveglianza risalgono subito all'autore, un 81enne del posto, socio del proprietario di casa di 79 anni, che peraltro non era presente nell'abitazione. Insieme i 2 anziani hanno una ditta all'estero e questioni lavorative pregresse, ma nessuno poteva immaginare un epilogo del genere. Ora l'81enne è denunciato per incendio doloso e danneggiamento, ma vista la dinamica non si può escludere nemmeno il tentato omicidio. C'è da capire, e a questo punto un aiuto potrebbe arrivare sempre dalle telecamere, se l'uomo volesse appiccare le fiamme solo alle auto del 79enne o all'intera abitazione. Ed ora una notizia della Guardia di Finanza di Treviso. Sono riusciti ad assicurarsi l'assunzione in alcuni istituti scolastici trevigiani presentando documentazione in cui documentavano di aver lavorato in 2 istituti scolastici della provincia di Napoli. Un trucchetto per avere più punti in graduatoria e vedersi assegnare il posto di lavoro. Sono ben 25 le persone che sono state denunciate delle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso per falsa ideologica commessa dal privato in atto pubblico, un'operazione 101 e lode del 2021 che è continuata fino ad oggi. Poi ovviamente maggiori particolari di questa operazione nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 con l'edizione di Treviso. Ed andiamo avanti, parliamo di un altro incendio che ha distrutto un'auto parcheggiata nel giardino di una casa a Vittorio Veneto. Anche qui non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa. Terrorizzata la proprietaria, ho dei sospetti, ha detto, alla base rapporti esacerbati tra vicini. È successo verso le 2 di questa notte e quindi niente, mia mamma ha sentito dei colpi fortissimi tipo fuochi d'artificio e si è alzata e mi ha chiamata urlando. E io ho aperto la porta, ho visto il fuoco alto 4 metri, la macchina che prendeva fuoco, ho incendiato, ho chiamato subito il 112 che hanno chiamato subito i vigili del fuoco e che sono venuti subito in giro di 10 minuti. Questione di pochi minuti, forse attimi, e le fiamme potevano lambire anche l'abitazione. È ancora scossa la signora Antonia, nome di fantasia, proprietaria dell'auto distrutta dall'incendio divampato nel cortile di questa palazzina di via Piazzoni, nella zona nord di Vittorio Veneto. Paura tantissima, terrorizzata, adesso sono terrorizzata, continuo a essere terrorizzata a abitare qua, a vivere qua, e anche la mia vicina di casa, che abbiamo parlato prima, che abita per di là, terrorizzata anche lei, metterà subito telecamere e metteranno telecamere in tutta la via fino in fondo. Terrore è l'espressione più utilizzata insieme a un altro termine, ovvero sospetto. Antonia dice di aver fatto nomi e cognomi ai militari dell'Arma. Si tratta di qualcuno del posto, che abita nel posto. Per motivi di vendette, ripicche, problemi con quelli che abitavano prima.
Rapporti tesi di vicinato dunque, anzi esacerbati, ma stavolta si è andati ben oltre la semplice scaramuccia. Fondamentale il ruolo giocato dalla madre della donna. E per fortuna anche lei ci sente bene. È stata una grande cosa questa, perché sennò se era per me, non so, prendeva fuoco anche la casa. Macchina e casa, ragazzi. Sono venuta a abitare purtroppo in questo inferno. Raid di furti a Vigonza nelle frazioni di Pionca e Codiverno. Qui una novantenne si è trovata faccia a faccia con i ladri entrati nell'abitazione del figlio. Guardate, ho detto, roba rubata, però non ne fa. Prima o poi se ne va. E io ho detto soltanto quelle parole lei. 90 anni ma poca paura. Ha sentito dei rumori nella casa del figlio appena partito per le vacanze e non ha esitato un attimo. È uscita affrontando i malviventi. È accaduto a Codiverno di Vigonza all'imbrunire di lunedì. È successo che io sono uscita di sera, che per fortuna ero qui con una mia amica e ho guardato, c'era la porta aperta. Allora vado dentro perché ho detto no, ha detto perché se vai dentro ti danno una botta sulla testa e puoi farti male, puoi stordirti, può succedere qualcosa. Solo tanta paura per la signora che fuori microfono ci dice: mi sto facendo forza e sto anche cercando di dormire, ma un'esperienza del genere non l'auguro neppure alla mia peggiore nemica. Di ladri l'anziana ne ha visti due, uno più alto, l'altro più basso, ma le telecamere dell'abitazione vicina hanno ripreso 3 persone arrivare dai campi. In casa sono entrati dalla porta, aperta con un piede di porco, forzando il cilindro delle chiavi. Dopo aver perlustrato alcune stanze, si sono diretti verso il sottoscala, dove hanno individuato la cassaforte svuotata di tutti i gioielli di famiglia, i ricordi di una vita. A destare i sospetti dell'anziana il rumore fatto dai malviventi aprendo una tapparella per garantirsi la via di fuga. Non l'unico colpo nella zona. Quella stessa sera di abitazioni ne sono state razziate 4 tra Codiverno e Pionca. Il giorno dopo anche quella di un ex sindaco che non si è accorto di nulla perché stava guardando la partita. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio e parliamo con 2 sindaci riconfermati. Siamo tornati nuovamente in studio, l'avevo annunciato prima, abbiamo 2 sindaci del Trevigiano riconfermati. Cristina Da Soler, sindaco di Cison di Valmarino, intanto buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. E Renzo Cararetto, sindaco di Caser, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, sindaci riconfermati, quindi all'insegna della continuità per entrambe, insomma, le 2 amministrazioni. Intanto la soddisfazione di questa riconferma, sindaco. È una grande soddisfazione e una grande responsabilità. Sono stati 5 anni difficili, il Covid, la crisi energetica, abbiamo affrontato delle problematiche che i nostri predecessori non hanno avuto e quindi non era facile affrontare qualcosa senza chiedere il consiglio a nessuno. È stata una prova difficile, ma gli elettori comunque hanno capito le difficoltà, hanno capito l'impegno con cui le abbiamo affrontate e sono felice per me e per tutta la squadra della buona riconferma. Sindaco Cararetto? Sì, io mi collego alla collega perché sono stati 5 anni effettivamente, riprendendo il percorso precedente, molto difficili proprio per il fatto che la continuità diciamo del sistema amministrativo pubblico a un certo punto si è dovuto stravolgere totalmente, non si faceva più progetti, non si faceva più niente e dunque si seguiva solo quello che era insomma la situazione che tutti ben conosciamo, solo che a un certo punto bisognava tagliare quella situazione e io mi ricordo che siamo partiti, credo come tutti i sindaci, che anzi ringrazio veramente tutti e di qualsiasi colore politico, perché proprio in quelle situazioni ci siamo sempre trovati, ci siamo sempre messi d'accordo, abbiamo sempre trovato delle intese e quello ci ha dato veramente forza alla continuità partendo dalla regione. E dico anche che poi però sono rimasto soddisfatto della mia compagine e anche della parte tecnica comunale, perché noi insomma, poi lo dirò, noi abbiamo messo nell'arco di 2 anni e mezzo circa, abbiamo messo 5 milioni di opere pubbliche.
Ecco, noi infatti dicevamo prima nel segno della continuità, quindi tutte le opere che erano state messe in cantiere o comunque che avevate programmato adesso insomma possono trovare insomma un termine, possono essere realizzate. Quali le maggiori, le più importanti, quelle che lei diceva ma vorrei fare proprio questo e mi dispiacerebbe lasciare a metà? Beh, in realtà noi siamo a metà di un percorso importante di cui vado particolarmente fiera, che è il fatto di aver ottenuto il finanziamento del bando Borghi, Ministero della Cultura per la rigenerazione dei piccoli comuni. 207 comuni in tutta Italia su 5.000 e passa domande, non era facile, abbiamo presentato un progetto di qualità, abbiamo portato a casa 1,6 milioni da spendere in ambito culturale per rigenerare i borghi. La burocrazia del PNRR non è facile e di questo devo dire che devo ringraziare gli uffici che hanno lavorato sin da subito a testa bassa, li stiamo mettendo a terra ed è un impegno che continuerà fino al 2026 che ci vede particolarmente impegnati. È anche ora, dopo superato forse speriamo la bolla dei prezzi col 110, di cantierare anche le opere pubbliche. C'è stato un periodo in cui la crisi energetica e l'aumento dei prezzi, i preziari regionali non consentivano di fare le gare, andavano deserte. Speriamo che la situazione si sia stabilizzata e ora pancia a terra per fare anche quelle opere pubbliche di cui il territorio ha necessità. Sindaco. Sì. Quello che si diceva prima, anche noi a Casier, diciamo la parte tecnica organizzativa probabilmente non era neanche pronta per poter progettare ed avere anche insomma tutta questa conoscenza di recuperare dei fondi. E dunque insomma ci siamo riusciti, noi abbiamo in cantiere una pista di pattinaggio, abbiamo in cantiere un palazzetto delle associazioni, abbiamo in cantiere una ciclopedonale, abbiamo in cantiere una casa della comunità e abbiamo in cantiere anche l'efficientamento energetico di tutta la parte pubblica e dunque insomma è già tanta roba per il comune di Casier che probabilmente per anni non vedeva e su questo avevo chiesto anche la responsabilità che mi dassero i cittadini per portare a compimento già solo queste opere, perché poi insomma io dico sempre che bisogna essere anche consapevoli che non si può lasciare i lavori a metà e bisogna rendersi responsabili per portarli a compimento. Ecco, Sindaco, come tempistiche per insomma opere come queste che sono opere importanti? Beh, le tempistiche sono, a parte il tempo, quello, che purtroppo e su quello non possiamo. E per fortuna. E abbiamo anche un po' ritardato, ma io credo che certe opere già nel 2024 saranno terminate e nel 2025 saranno terminate le altre. Ecco, anche a lei la stessa domanda, Sindaco, come tempistiche per le opere più importanti? Allora, noi abbiamo già iniziato per la creazione di una comunità energetica, per cui anche lì adesso siamo nella fase di consultazione con la popolazione, abbiamo già costituito la comunità con le 2 proloco locali e quindi i tempi penso anch'io che già sul finire del 2024 vedremo le prime opere, poi anche noi ci stiamo concentrando sulla mobilità dolce, quindi sulla ciclabilità, sulla manutenzione di alcuni importanti stabili comunali che sono stati fatti nel passato e che ora hanno bisogno di un restyling. Poi noi abbiamo una sfida importante che è quella del riconoscimento UNESCO, quindi tocchiamo tutti i giorni l'aumento turistico che c'è, la grande sfida è essere pronti ad accoglierli sia in termini infrastrutturali ma anche e soprattutto in termini di servizi. E sempre nella speranza che il tempo dia un aiuto, insomma abbiamo sentito qualche ancora un po' di maltempo, l'abbiamo sentito dall'assessore regionale, ancora un po' di maltempo nei prossimi giorni, ma insomma si spera che quest'estate prima o poi arrivi. E anche questo, mi scusi, è un problema notevole, almeno per il territorio come quello collinare che investe il mio comune in termini di fragilità idrogeologica. Ci siamo trovati ad affrontare diversi smottamenti, diverse problematiche sulle strade comunali. È un problema che se qualche decennio fa colpiva il territorio ogni tanto, oggi
ogni pioggia o quasi è un'allerta meteo e ogni pioggia o quasi bisogna intervenire e approfitto per ringraziare la Protezione Civile e tutte le associazioni di volontariato senza le quali sarebbe impossibile far fronte a questo tipo di emergenze. Ecco, visto Sindaco che ha proprio introdotto questo argomento, si parlava con l'assessore Bottaccini, ci sono insomma previsti domani ma probabilmente anche ancora altri giorni di pioggia, diceva non insomma bombe d'acqua, anche se dice ovviamente questo non si può ovviamente prevedere da qui ai prossimi 3-4 giorni, però il problema è proprio questo, che ci sono bombe d'acqua a macchia di leopardo, cioè non tutta la pianura, non tutto il Veneto, non tutta la Treviso, però insomma la sua zona di certo insomma è stata abbastanza colpita negli ultimi giorni. Come è andata? Perché abbiamo visto insomma ha piovuto anche ieri, la situazione comunque tutto sommato com'è stata? Sì, come diceva lei, in realtà prende delle fasce anche molto limitate, ma le prende in maniera pesante. Le ultime precipitazioni hanno graziato il mio territorio, ma a qualche chilometro la grandine, così come l'acqua, ha creato danni notevoli. In realtà si tratta di fatalità o occasioni. Io ho un territorio di 32 km quadrati, mi capita di avere situazioni dove non ha piovuto, situazioni che invece si trovano in forte criticità, quindi davvero è un meteo difficilmente gestibile, delle situazioni che diventano sempre più problematiche. Ecco, in questo senso infrastruttura è qualcosa che si possa fare di più di quello che insomma si sta facendo? Allora, noi abbiamo fatto diverse opere di prevenzione, stiamo cercando anche con le associazioni di volontariato e con i cittadini di fare un'opera di prevenzione. Il Comune, gli operai lo sanno bene, il Sindaco chiede la massima attenzione nella pulitura delle caditoie, dei tombini. Chiediamo ai privati, perché non sempre è facile arrivare ovunque, di darci una mano in questo senso, di tenere i canali anche dei terreni coltivati liberi e non ostruiti, in modo tale da garantire un deflusso delle acque il più regolare possibile per cercare di limitare i danni del maltempo. Sindaco, Sì, anche nel suo territorio... Anche noi tutto sommato ci è andata anche bene, perché c'è stata sì una piccola inondazione, però insomma non ha fatto danni nel territorio, ma quello che dovremmo fare è sempre di più avere quell'attenzione nel pulire i fossati, avere l'attenzione dei canali più importanti per il scolo delle acque, dove che il consorzio da parte nostra delle acque risorgive insomma sta facendo manutenzione bene. Abbiamo fatto degli invasi per poter insomma recuperare dove c'era delle criticità, e su questo penso che insomma in questo periodo, se abbiamo avuto un po' meno inondazione, forse è anche dovuto dal fatto di avere insomma questo scolo importante che possa non trattenere ma liberare subito l'acqua di queste bombe cosiddette che arrivano improvvisamente e locali anche insomma su poco spazio. Poi certo che bisogna coinvolgere sempre di più anche i privati. E su questo bisognerà che ci sia un'attenzione veramente importante, perché noi, come un po' dappertutto, su certe aree anche agricole c'è un sistema totalmente diverso di lavorare rispetto a una volta, dove che si arriva dentro con certi macchinari che si lavora una volta o due all'anno e poi ci si perde. Lì bisogna metterci attenzione, bisogna che i privati ci diano una mano, perché non è sempre vero che il Comune deve o può intervenire dappertutto, e dunque su questo io cercherò in questo prossimo periodo di monitorare bene attraverso i privati che ci diano una mano per avere queste attenzioni. Io mi collegherei con un fatto avvenuto a Udine, che però riguarda il Trevigiano, per parlare di un argomento che in realtà insomma di cui si discute molto, che sono le baby gang, e neanche tanto baby perché insomma questi hanno 20 anni, quindi non si possono più chiamare, però insomma delle vere e proprie bande che hanno insomma colpito, l'abbiamo sentito, un cittadino giapponese, insomma riducendolo in fin di vita. E i 5 ragazzi che hanno aggredito questa persona sono tutti residenti di Treviso, della Marca. Non sappiamo, ovviamente vediamo magari ecco le immagini di questo cittadino che
che è stato aggredito purtroppo mentre tentava di sedare una lite, insomma, gravissimo fatto di cronaca che coinvolge ancora una volta il trevigiano, perché purtroppo di baby gang ne parliamo anche troppo spesso, però magari non ne parliamo e poi succedono questi fatti e riguardano sempre dei ragazzi di Treviso. In questo senso, ecco, io volevo chiedere a entrambi, insomma, una situazione che anche se non sono di Cisono, non sono insomma di Casier, però potrebbero anche esserlo, voglio dire, ovviamente non sappiamo i comuni di residenza, ma è un problema, un fenomeno che davvero si sta sentendo e anche in maniera molto importante. Ci sono progetti, ad esempio, dell'amministrazione che possa coinvolgere insomma, i giovani. Abbiamo visto di recente proprio un comune che ha detto sì, noi adesso questi delle baby gang li prendiamo e li mettiamo a lavorare. Da parte vostra c'è qualche progetto, qualche iniziativa? Sì, allora premesso che siamo un piccolo comune e questo per alcuni aspetti è uno svantaggio, per altri aspetti è vantaggioso. C'è un monitoraggio delle famiglie molto più capillare rispetto ad altre realtà. Questo ci consente di intervenire in situazioni critiche magari prima che succedano fatti gravi. Non sempre si possono evitare. L'amministrazione al fianco delle altre istituzioni, la scuola, la parrocchia, cerchiamo e noi come comune abbiamo dato un restyling al gruppo giovani, abbassando l'età, ampliando gli orari in modo tale che questi ragazzi possano trovarsi tra loro in maniera anche inclusiva con chi magari ha delle difficoltà familiari che lo metterebbero ai margini, cercando di dare delle opportunità, il corso di street art piuttosto che di scacchi, fanno i laboratori per i bambini più piccoli, quindi cercare di intensificare quello che è il tessuto sociale. Io ho sempre detto, l'ho detto anche in campagna elettorale, il valore aggiunto di un piccolo comune a fianco ai disagi è quello di saper fare comunità e di essere comunità. A mio avviso è un elemento fondamentale per cercare di limitare al massimo questi episodi e dare un'opportunità magari anche a chi ha delle problematiche familiari che non gli consentono delle opportunità di crescere, quindi creare degli ambienti sani e degli ambienti positivi. È chiaro che il comune di Cison da solo può fare poco di fronte a un fenomeno che purtroppo ci coinvolge tutti e in questo è importante quel dialogo a cui accennava prima il collega su tanti ambiti, questo come tanti altri, dobbiamo parlarci, dobbiamo lavorare in sinergia al di là dei confini comunali. Noi l'anno scorso siamo stati convocati dal preside per un problema con alcuni studenti delle scuole medie. La scuola media non è nel mio comune, abbiamo lavorato insieme e dobbiamo lavorare insieme per cercare di creare delle progettualità che mettano un freno a questi episodi, che siano di aiuto alle famiglie, perché non è solo il comune, non possiamo essere solo noi, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Quindi secondo me è un lavoro di sinergia con l'ULSS, con gli esperti, con chi sarà, però dei progetti sociali sicuramente devono essere messi in campo perché è una problematica che è sempre più preoccupante. Sindaco Sretto. Sì, è vero che tutti noi, credo tutte le amministrazioni hanno in campo dei progetti a livello sociale di recupero, di attenzioni che sono a 360 gradi e tutti cercano magari di trovare certe situazioni che possono aggregare i ragazzi, che possono parlare, che possono tirar fuori anche la problematica che sentono internamente. Però il problema è che dobbiamo far squadra, perché ognuno nel piccolo risolve quella piccola cosa che poi insomma non dà quei risultati che potremmo, quando siamo tutti assieme, far notare e vedere. Dobbiamo insistere probabilmente con i piani alti perché si dia anche delle colpevolezze un po' più importanti. Quindi diciamo perché dovremmo inasprire le pene, insomma. Dovremmo far intervenire le famiglie. Dovremmo Certo. cercare di far capire che tante volte è facile dare la colpa al ragazzo, ma proviamo a vedere com'è la situazione, proviamo a capire il motivo per cui il ragazzo è arrivato anche a fare quello che non doveva fare, che situazione ha dietro. Dunque c'è un percorso che è importante, anche noi lo stiamo facendo, però tante volte credo che dovremmo essere un po' più sostenuti, anche
dalle parti più importanti. Ecco, l'idea, ad esempio, mi pare fosse il comune proprio di Carbonera, l'idea ad esempio di qualora vi trovaste insomma con qualche baby gang, di magari dire benissimo, siccome hai commesso questo, vieni con noi che facciamo qualche lavoretto socialmente utile. Secondo lei potrebbe essere questa anche un'altra chiave per poter magari anche coinvolgerli, perché poi imparano anche magari un mestiere? Sì, noi abbiamo avuto un episodio similare con un danneggiamento al bivacco dei LOF, bivacco che sta in montagna, un'ora circa di cammino a piedi. Ci sono stati dei ragazzi che per l'ennesima volta molto spesso viene preso di mira e ci sono dei danneggiamenti. Individuati i responsabili, li abbiamo convocati e con loro c'è stato un ripristino da parte degli stessi rifacendo la tavola che avevano rotto. Probabilmente è un modo per coinvolgerli, non sempre è la soluzione del problema, bisogna capire quali sono le ragioni che hanno portato a determinati gesti e non avere paura di dire che a 20 anni non sono più baby gang, sono persone maggiorenni che hanno delle responsabilità civili e penali e bisogna avere il coraggio anche di infliggere le pene e forse di non trovarsi il genitore di un ventenne che viene a lamentarsi delle modalità con cui ma non c'erano le prove, ma le telecamere non erano legittimamente apposte. Sono questioni che vanno affrontate perché 1000 lacci e 1000 scusanti stanno, a mio modesto avviso, rovinando le nostre giovani generazioni. Io farei qualche servizio sociale ai genitori prima. Anche. Quella potrebbe essere anche un'altra possibilità, perché effettivamente. poi dobbiamo sentirci coinvolti per risolvere un problema. Io insomma per battuta tante volte dico io come sindaco mi assumo la responsabilità legale, ma dobbiamo sentirci tutti i sindaci per poter far funzionare un territorio. È un fenomeno che sta preoccupando perché fino a che vediamo insomma danneggiamenti inammissibili, ingiustificabili, però quando si parla di aggressioni insomma che poi portano, abbiamo visto anche tra veramente baby gang, perché parliamo di ragazzini di 16 anni che si portano insomma il coltello da casa e girano, questo preoccupa, per non parlare insomma di quella che non è una baby gang ma sono ventenni e che hanno aggredito rischiando insomma la vita ad un'altra persona. Questi sono fenomeni che stanno davvero preoccupando a prescindere da chi sia la famiglia insomma dietro. Infatti... Certo, però di fronte a episodi così gravi non credo che siano le 10 ore in comune la soluzione del problema e la soluzione del problema deve essere più rigida all'interno di quello che è il sistema giuridico che abbiamo. Quello che dispiace secondo me è che qualche volta quando succede qualcosa non ci si può dire che non sapevamo e non riuscivamo a capire che poteva succedere, ma mai adottiamo qualcosa di importante prima. Allora, io credo che dovremmo arrivare ad adottare qualcosa di importante per cominciare a far capire. Ecco, ultima domanda che dopo vedo che siamo quasi in chiusura, per i giovani. Come amministrazioni, sì, lo vedo velocemente, per i giovani c'è qualche progetto magari che state pensando? La nuova nostra consigliere comunale è 21enne e a lei verranno affidate le politiche giovanili per ascoltare prima e poi cantierare quelle che saranno le iniziative a favore dei giovani. Perfetto, grazie. Io ancora di più, una 22enne è uno scoop perché non ho ancora dato divulgazione e sarà un nuovo mio assessore. E che quindi insomma qualcosa si penserà di realizzare per i giovani. Grazie davvero. Sicuramente sì. Grazie davvero a Cristina da Soller, sindaco di Cesano di Valmarino, grazie. Grazie a lei. E grazie anche a Renzo Cararetto, sindaco di Caserta. Grazie davvero per essere stati con noi. Siamo arrivati al termine, vi ricordo meteo, pubblicità. Subito dopo ci sarà l'edizione straordinaria per raccontarvi di questi ballottaggi con collegamenti dei nostri inviati e insomma ovviamente per darvi poi conto dei vincitori nei vari comuni. Grazie davvero per averci seguito, grazie davvero ai registi che ci hanno seguito fin qui. Io l'appuntamento lo do veramente fra pochissimi minuti con Nicola Zanetti. Grazie, arrivederci.